questo nuovo modello, perché non vogliamo parlare dell'introduzione di un limite, perché Città 30 è appunto un modello di città e non è solamente un limite di velocità. Un modello che sosteniamo convintamente anche a livello regionale, e ne avevamo in realtà già avuto modo di parlare a settembre durante la settimana europea per la mobilità sostenibile, durante la quale abbiamo presentato una serie di mozioni. In particolare in Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione che è in attesa di essere calendarizzata, ma abbiamo colto anche l'occasione della finanziaria di dicembre per presentare un ordine del giorno che invece è stato accolto dalla Giunta proprio sull'infrastrutturazione sul finanziamenti all'infrastrutturazione per limitare la velocità nei centri urbani nell'ottica di arrivare poi al modello Città 30. I dati in regione sono abbastanza sconfortanti per quanto riguarda le vittime della strada. Sostanzialmente ragionare su una riduzione della velocità nei centri urbani è il modo più ragionevole ed efficace per andare a incidere su un fenomeno che ha dei costi, appunto, come ha detto prima, umani e sociali, che dovremmo ritenere inaccettabili, mentre diciamo che spesso ci sembrano quasi normali o inevitabili. Ecco, no, sono evitabili e bisogna andare nella direzione di farlo più velocemente e più incisivamente possibile. Anche appunto la regione potrebbe avere molti strumenti, in primis quello appunto di finanziare fortemente tutti quegli interventi strutturali che possono diminuire la velocità, perché ricordiamo non basta un cartello con su scritto 30, ma bisogna fare una serie di interventi che vanno dalle platee rialzate alle chicane, insomma, proprio per modificare lo spazio stradale in modo che le persone non siano incentivate a superare questo limite. Ed è comunque un cambio di paradigma, no? Bisogna andare verso, finora abbiamo sempre pensato alla città come una città col limite a 50, con alcune aree 30, alcune aree di sicurezza, invece dobbiamo andare verso un cambio in cui il limite è 30, quindi tutta la città è sicura, in cui magari si possono identificare alcuni assi di scorrimento in cui lasciare quindi proprio ribaltare, diciamo, le percentuali tra l'area urbana che è al limite 50 rispetto all'area urbana con limite 30. Gli effetti di questa misura sono evidenti e sono stati dimostrati nelle moltissime città europee, dopo ne parlerà Stefania, che sono andate avanti in questa misura diciamo che sono una buona risposta alle polemiche che si stanno sentendo, no? Allora, c'è una naturale resistenza al cambiamento, tanto più in una regione e in una nazione autocentrica come la nostra, però è anche vero che nessuna città che abbia mai introdotto questo limite è mai tornata indietro, quindi evidentemente sulla lunga distanza, una volta placata l'ondata delle polemiche iniziali, funziona, ma soprattutto i dati parlano chiaro. Già Bologna ha diffuso i dati delle prime 2 settimane di questa misura, quindi veramente i primissimi dati, che parlano di un meno 20% di incidenti rispetto alla stessa settimana dell'anno precedente, quindi con 6 persone a piedi risparmiate, diciamo, dagli incidenti stradali. A fronte sappiamo di una perdita di poche decine di secondi, perché sappiamo che la velocità nei centri urbani è già molto, molto bassa, inferiore in media ai 30 km all'ora. Quello che cambia sono sostanzialmente gli stop and go, e quindi l'accelerazione e le frenate, il che ha anche un forte impatto sull'inquinamento atmosferico e sull'inquinamento acustico. Quindi non solo una misura per rendere le nostre città più sicure, ma anche più vivibili, gradevoli e inclusive anche nei confronti di chi dovesse avere dei problemi di mobilità. Lascio la parola alla consigliera Sartori, che ha depositato una mozione. Sì, depositata una mozione che dopo un travaglio un po' complicato comunque è stata fatta propria dal sindaco Ziberna, e dopo aver proposto di allargarla, insomma, a un consigliere di centrodestra che lo ha sottoscritto, a riprova per l'ennesima volta che questo è un argomento che non dovrebbe essere ideologico. L'attenzione all'ambiente e l'attenzione alla mobilità sostenibile dovrebbero essere appunto tematiche che interessano in egual maniera le parti. Dunque appunto il sindaco Ziberna l'ha fatta propria e si è impegnato. In realtà c'è già un'attenzione all'allargamento delle zone a 30 nel Biciplan, che però noi non abbiamo ancora visto perché dovrà essere presentato, si spera, a breve. E comunque c'è un impegno preciso nel dispositivo a fare in modo che queste zone a 30 siano più di quelle che esistono in questo momento, che sono poche e anche abbastanza
disorganizzate, cioè non organizzate nel modo migliore. E ripeto quello che ha detto la consigliera regionale Massolino sul fatto che il primo aspetto, il primo grosso vantaggio che ha l'adozione di zone 30 e il cambio di paradigma è la diminuzione dei costi sociali dovuti all'incidentalità, perché purtroppo delle persone muoiono e purtroppo delle persone hanno dei danni permanenti dagli incidenti stradali, e questo è indubbiamente un costo sociale non indifferente. Da madre posso assolutamente ribadire il concetto che è importante che una città come Gorizia, che è a misura d'uomo, possa avere, e attualmente non ha, dei circuiti per consentire per esempio agli studenti di emanciparsi dai genitori, di andare a scuola a piedi o in bicicletta. Quindi anche questa è una misura assolutamente vantaggiosa in questo senso. Come gruppo noi da tempo adottiamo e proponiamo delle misure che effettivamente, come ha già detto Massolino, cambino il paradigma, mettano le persone al centro del vivere, non solo del centro cittadino ma della città nel suo complesso, e quindi tenda a spostare le auto al di fuori. Riportare la persona al centro significa anche valorizzare tutta una serie di realtà commerciali e un tessuto cittadino che finalmente potrebbe trarre da queste misure un pochino più di respiro. Sono assolutamente fiduciosa che il sindaco farà quello che si è impegnato a fare, e noi comunque vigileremo affinché effettivamente, una volta conosciuti anche i contenuti di questo beach plan, le zone a 30 diventino effettivamente una presenza consistente all'interno anche della città di Gorizia. Fare un intervento, diciamo, che guardasse, che ampliasse lo sguardo almeno all'Europa. In particolare al fatto che col settembre dell'anno scorso il Galles è diventato la prima nazione a implementare un divieto della velocità nelle zone urbane, che comprende anche i paesini, cioè dovunque ci siano dei lampioni. Hanno imparato dagli inglesi a essere pragmatici, ad una distanza di meno di 180 metri. Quelle sono considerate zone urbane, e all'interno di quelle zone la velocità è di 20 miglia per ora, quindi diciamo più o meno sui 32 km all'ora. E lo stesso sarà implementato dall'altra nazione diciamo celtica, nel Regno Unito, in Scozia nel 2025. Quindi in qualche maniera questa nostra mozione prende diciamo anche lo stimolo da quella di altri partiti dell'EFA, che è il gruppo che prende dentro il patto per l'autonomia, come il Plaid Cymru del Galles e l'SNP della Scozia. In realtà anche la Spagna come Stato ha una legge nazionale che stabilisce norme di questo tipo, ed in realtà ancora la prima città, andando a leggermi sulla storia del provvedimento, la prima città ad implementare i 30, in questo caso, chilometri all'ora è qua vicino, cioè Graz in Stiria, che lo ha fatto nel 91. E quindi dove un limite del 30 km all'ora era applicato sul 75% delle strade della città. Quindi abbiamo anche dei dati molto vecchi per valutare l'impatto di questa misura. Certamente ovviamente le cose che ha detto Giulia sulla diminuzione degli incidenti, sulla diminuzione dell'inquinamento da biossidi, insomma, di azoto, sulla diminuzione del rumore e sulla congestione sono confermati. Leggevo più o meno gli stessi dati in un progetto pilota, questo in Inghilterra, ai confini del Galles, a Portsmouth. Tra il 2006 e il 2008 ci sono state il 22% in meno dei feriti da incidenti sulla strada per i guidatori,
e per i passeggeri il 31%, ma aumenta al 50% in meno per le persone anziane. Quindi questa misura va in effetti a tutelare in maggioranza le situazioni, diciamo, le persone più fragili. Poi ci sono moltissimi altri dati che non so se sia il caso qui di citare, per esempio il fatto, però uno forse è meglio se lo dico, che c'è una riduzione del 6% in incidenti per ogni, qua abbiamo uno studio britannico, per ogni miglio di velocità dell'auto. Quindi io credo che non ci sia un dubbio sulla efficacia di questa misura, anche ampliata a zone che non sono nella nostra visione specificamente urbane, ma che sono paesi. Comunque zone, diciamo, urbanizzate in qualche maniera. Inoltre, volevo aggiungere quest'ultima cosa, parlava Eleonora della sicurezza per i bambini. Attualmente i bambini, cioè gli incidenti, anzi le morti di bambini per incidenti nelle strade è 4 volte maggiore nelle zone povere che nelle zone ricche. Cioè i bambini nelle zone povere sono delle città, questo chiaramente immagino sia valutato nelle città grandi, sono vittime di incidenti in maggiore misura. Quindi secondo me c'è anche questo elemento di tutela per delle fasce più fragili in una misura di questo genere. Oltre al fatto che anche il costo nell'implementare le zone 30 è inferiore a altre misure, per esempio i bumps, come si dice, i dissuasori. Sono Lorenzo Croatini, sono consigliere comunale, capogruppo della lista De Toni a Udine. Ovviamente questa poi faccio parte del patto, tra l'altro. Sì, in Friuli la realtà è ancora abbastanza arretrata complessivamente. Io ho preso dei dati, ad esempio, il numero delle auto. Negli ultimi 2 anni, di cui abbiamo i dati in regione, nonostante la diminuzione della popolazione, il numero dei veicoli è aumentato da 1.076.000 a 1.086.000. Non sono tante in più, però sono in più nonostante il calo della popolazione. Quindi siamo ancora una società molto autocentrica. I vantaggi delle zone 30 sono già stati ampiamente evidenziati. Il Comune di Udine ha in questo momento tutta una serie di elementi favorevoli. Dal programma del sindaco, ma anche dal programma delle liste collegate a Spazio Udine, avevano il discorso di un cambiamento nella gestione della mobilità e parlavano esplicitamente delle zone 30. Il documento unico di programmazione, che immagino in queste voci sia state scritte dall'assessore qui presente, parla chiaramente migliorare e garantire la regolare circolazione stradale in condizioni di sicurezza, scardinare l'attuale sistema di mobilità dominato dal caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto privata. Ovviamente questo va inserito in una serie di elementi di programmazione che non sono immediati da realizzare. Noi la mozione come consiglieri del patto all'interno della lista dei Toni l'abbiamo pronta. Chiaramente la valuteremo all'interno della nostra maggioranza, perché l'obiettivo non è
di farci pubblicità, ma realizzare e riuscire ad organizzare dei percorsi che portino a scelte rapide, condivise, ma anche generali. Perché nel 2011 è stato fatto il piano urbano della mobilità, che aveva evidenziato, sono dati vecchi, ma io ritengo che, so che stanno facendo o dovranno fare dei nuovi calcoli sulla mobilità, ma penso che la situazione non sia molto diversa dall'attuale. Allora il 73% dei movimenti all'interno della città erano di mezzi privati, auto o moto, il 14% erano su mezzi pubblici e il 13% a piedi o in bicicletta. L'obiettivo del DUP era di arrivare con un passaggio intermedio nel 2025, cioè domani, che quei dati non cito, al futuro, dove si prevede di arrivare al 50% di spostamenti con mezzi privati, 25% con mezzi pubblici e 25% a piedi e biciclette. Quindi il tema delle zone 30 è inserito anche all'interno di questa situazione complessiva, per passare da una dittatura dell'automobile, come è adesso, a una democrazia della mobilità, dove le esigenze, gli interessi, eccetera, possono essere compensati, perché attualmente oggi è effettivamente ancora, si parla di utenti deboli, ciclisti e pedoni. In una zona 30 non è tanto più così. Restano sempre gli utenti deboli, però la situazione è ben diversa. Quindi c'è un salto di mentalità che va fatto, che ovviamente deve essere supportato da elementi di pianificazione ed elementi anche strutturali, sia per quanto riguarda le zone 30 che per le piste ciclabili. Nelle zone 30 in linea di massima, secondo me, le piste ciclabili non hanno neanche molto più senso. Magari si dovrà prevedere, cosa che prevede tra l'altro il codice della strada, la possibilità di andare contromano, eccetera, ma la convivenza dell'automobile con le biciclette e i pedoni è assolutamente garantita. Penso che sia un qualcosa che oggi possa essere accettato dai cittadini. Per fortuna non siamo ai tempi di, sono 25 anni fa, mi sembra, quando un candidato sindaco del centrodestra diceva di via Mercato Vecchio asse principale della viabilità cittadina. Penso che questo non lo possa dire più nessuno. Anche per quanto riguarda le zone pedonali, anche i commercianti hanno capito che le zone commerciali principali sono quelle pedonalizzate. Ovviamente poi bisogna fare tutta una serie di ragionamenti, però la strada non può essere quella di aumentare i parcheggi, di aumentare la velocità, perché abbiamo visto che è una strada perdente. Basta. Io ringrazio tutti, ringrazio anche il Patto per l'invito. Io sono qui appunto nella figura di assessore, in questo caso del Comune di Udine, quindi su questo mi concentrerò. Però ci tengo, tante cose sono state dette, tutte condivisibili, e quindi non voglio ripetermi. Ci tengo però a mettere sul piatto alcuni elementi chiari. Punto numero primo: città 30 o zone 30, l'argomento di cui stiamo parlando non è un limite di velocità, è un modo di intendere la città. Questo è stato detto in apertura, ma io lo voglio risottolineare, perché è questo il concetto fondamentale. Questo è il punto primo. Punto secondo: in questo modo di intendere la città, che si compone del limite 30 all'ora, è un processo che noi in maniera organizzata e coerente dobbiamo appoggiare sul tessuto urbano di una città. Quindi non è una cosa che fai schioccando le dita e si materializza, non è
facciamo una bella delibera che il limite è da 30 dappertutto e si materializza, non è questa cosa qui. È una serie di interventi che si compongono anche del limite a 30 all'ora, ma che riguardano la riorganizzazione delle strade, l'organizzazione della mobilità. Esempio attualissimo, no? La proposta su Piazza Venerio. Oggi, che non è una piazza, è un insieme di svincoli, di rampe, per cui si entra e si esce all'inglese, tutto spazio pubblico sprecato. Lì noi aumentiamo la superficie della piazza, la colleghiamo al colonnato, introduciamo il verde e facciamo un ingresso diretto unico da via Morpurgo, avanti e indietro. Questo significa organizzazione, significa utilizzo quel mezzo, ma non sprecando spazio, non abusando, non andando sulla piazza, impedendo la presenza del verde, impedendo l'economia, impedendo la presenza delle persone. Accedo direttamente nello spazio più breve possibile e più sicuro possibile il parcheggio. Questo è un esempio minimale, ma è tanto per, partendo dall'attualità, far capire cosa vuol dire zona 30, città 30 e organizzazione del tessuto urbano. Terzo elemento fondamentale. Non è una battaglia o una questione politica nel senso basso del termine, nel senso della polemica politica. È una questione di civiltà. È una questione di civiltà. E a sostegno, diciamo, di questo argomento, oltre che il tema del 30 è un tema plurivalidato dall'OMS, dal Parlamento europeo, da decine di centinaia di città in Europa, una cosa conosciuta, che noi sappiamo. Il piano strategico nazionale sulla sicurezza stradale urbana parla di queste cose. E la prima città 30 in Italia è la città di Olbia, amministrato da centrodestra. Ora, non è una questione politica nel senso di polemica, è una questione di civiltà, è una questione di numeri. E allora parliamo di numeri del comune di Udine. 2023, parliamo di 680 e rotti incidenti stradali, con circa 1400 persone coinvolte, con circa 300 persone con lesioni da questi incidenti, con 3 morti. Noi questi numeri li dobbiamo portare a zero. È chiaro che è un dovere essere, però questo è l'obiettivo che noi tutti dobbiamo darci, e facendo questo percorso lo facciamo avendo tutti i benefici collaterali che sono già stati detti, su cui vuol dire non mi ripeto. Ultimissima cosa che voglio dire, sono stati citati molti casi, ma giusto per dare qualche elemento. È ovvio, le città del nord, questo, quell'altro, sono tutti bravi e noi siamo invece non bravi. La Spagna, do qualche dato in più, però la Spagna è da maggio 2021 che tutte le strade a senso unico, il limite è 20 all'ora. Tutte le strade a doppia corsia, ma una corsia di marcia, limite 30, tutte, e sono a 50 quelle con doppia corsia, cioè Viale Venezia, tanto per capirci. I dati parlano di meno 25% di incidentalità, questi sono i dati. Ora, questo è un processo che noi dobbiamo sviluppare, che noi dobbiamo appoggiare. Oggi a Udine più di metà dell'area entro il ring urbano è già zona 30, diverse aree nei quartieri sono già zona 30, ma la domanda è: sono veramente zona 30? Ecco, quindi dobbiamo arrivare a quel risultato che consente di liberare spazio, di avere una organizzazione migliore, di avere ovviamente meno incidentalità, ma anche avere una città più viva economicamente, più sana, evitando, e poi anche uscendo dall'angolo dell'ignoranza. Con tutto il rispetto, io non so chi ha citato 20 anni fa che il Mercato Vecchio era l'assia principale. Si apre un bel libro di storia e si vede che il Mercato Vecchio è la piazza, è un punto concentrico di arrivo, non sei quella roba lì, quindi vabbè, che si può dire tutto quello che si vuole, però cerchiamo di rimanere nell'ambito della realtà, ecco, quindi questo. Oggi questa amministrazione è impegnata da un lato, perché questo è un processo che noi dobbiamo fare, no? Non è che domani mattina Udine è una città 30, non è questo il discorso. Poi vogliamo essere una città 30 o non vogliamo essere? Non so, non mi interessa quasi, mi verrebbe da dire. I contenuti della città 30 sono inevitabili. Questo è il punto. La vogliamo chiamare, non la voglio chiamare, ma sai, a me mi lascia. Ecco. Allora, oggi dobbiamo organizzare questo passaggio, questo miglioramento della città, e lo facciamo in che modi? Lo facciamo
seguendo diciamo un binario con due assi. Uno, gli strumenti di programmazione, e quindi noi stiamo dando l'incarico ora, stiamo preparando i disciplinari per un nuovo PUMS, il primo a Udine, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, perché l'ultimo PUM, senza la S finale, del 2011, sono documenti che hanno durata normalmente decennale e sono passati con ogni evidenza più di 10 anni, e noi faremo questo, e a corredo faremo anche il PUT, che è il Piano Urbano del Traffico, che è una componente più di dettaglio, se così vogliamo dire, del PUMS, che a Udine l'ultimo PUT è del 2002. Quindi anche qui è tutto molto interessante, che abbiamo fatto un PUT nel 2011, però se dopo non fai il PUT è chiaro che rimane nell'aria la cosa. Quindi noi invece facciamo il PUMS e insieme facciamo anche il PUT, proprio perché vogliamo applicarle queste cose. Nel frattempo non è che stiamo con le mani in mano, perché questi documenti hanno bisogno di analisi, di studio, e hanno anche un iter proprio normativo che implica che si sta, come dire, del tempo. Noi nel mentre implementiamo in città tutta una serie di azioni a più livelli che saranno coerenti con quella finalità. Miglioramento della mobilità e di moderazione del traffico che stiamo facendo nei quartieri, che stiamo facendo con le ciclabili, che stiamo facendo garantendo a tutti la possibilità di muoversi in sicurezza, perché questo è anche un altro elemento. Lo spazio pubblico, di cui le strade costituiscono la gran parte dello spazio pubblico, è di tutti. Quindi deve essere permesso a tutti di scegliere liberamente come poter muoversi e vivere in totale libertà. Se noi invece lo spazio pubblico, che è di tutti, lo destiniamo a un'unica finalità, noi pregiudichiamo le altre di finalità. E io non voglio pregiudicare, voglio dire, a nessun tipo di finalità, voglio semplicemente permettere a tutti, anche automobilista, di muoversi in sicurezza. E chi dice il contrario? Deve però non prevaricare e non impedire a ogni altro di poter scegliere se muoversi in maniera diversa, se svolgere un'attività economica, se poter avere del verde per vivere meglio. Questo è il tema. Quindi è un tema anche di organizzazione, ed è quello che stiamo cercando di fare nel comune di Udine con questa amministrazione, con le risorse che abbiamo messo per questi documenti di pianificazione che vi ho detto, e con tutti gli interventi che stiamo facendo, che vanno appunto a riequilibrare. Quindi anche il tema pericolosità, che è molto sentito dai cittadini, no? Io ho richieste di 300-400 dossi da mettere. La mia responsabilità da amministrazione però non è, come dire, disseminare di dossi la città. Il DOS è uno strumento emergenziale che io utilizzo. Ci sono dei lavori oggi in via Veneto, e certo che ho messo dei dossi anche belli alti per far andare le macchine piano, perché sotto la roggia è rotta e bisogna rispettare il suolo pubblico. Però noi dobbiamo intervenire in chiave progettuale nei quartieri per moderare il traffico, per renderli più belli, per valorizzarli e per rendere più vivibile veramente quell'area, non per far inchiodare le macchine, farle riaccelerare e correre dopo il dosso. Non è questo lo scopo, non è questo lo scopo. Mettiamola di perdere 20 anni in finte battaglie, no? Finte battaglie, perché anche su questa zona, anche su questa città 30 certamente partiranno le polemiche e le finte battaglie, da cui io me ne voglio stare fuori, sia ben chiaro. Per cui, per quello detto, e il contenuto è inevitabile, tu me lo puoi chiamare come vuoi, ma il contenuto è inevitabile. Quindi questo è il punto, e io voglio arrivarci là, questa amministrazione vuole arrivare a una città organizzata e che funziona, dialogando con le persone, con gli strumenti di pianificazione e coerenti tra di loro. Noi ora lo stiamo facendo, dopodiché chiamiamola come vogliamo, non è questo il punto. Il punto è far funzionare la città a misura di persona, e su questo l'amministrazione del comune di Udine ha le idee ben chiare e credo che lo stia anche dimostrando. Concludo dicendo che sì, appunto, come è stato sostenuto, la direzione è segnata non certo da noi, ma da organismi, diciamo, superiori, quali appunto sono stati citati le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa, la pianificazione italiana. È chiaro che anche in regione bisogna andare, sarebbe stato comunque appunto inevitabile andare in questa direzione. Sarà bello e importante farlo tutti insieme, quindi è bello riuscire ad avere che vadano nella stessa direzione, insomma, a questo tavolo anche appunto Udine, Gorizia e Trieste, e la regione appunto deve anche un po' cercare di spingere in questa direzione, sostenendo le progettualità dei comuni che appunto nella costruzione
di un percorso comune verso un territorio, non solo delle città, ma proprio un territorio più vivibile e più a misura di persona. È un processo lungo, è un processo sia, diciamo che deve andare avanti su due binari, da un lato quello diciamo culturale che si basa sicuramente su comunicazione se vogliamo dire formazione più che educazione, che è sempre un termine un po' fragile, e chiaramente la parte infrastrutturale che appunto fa sì di rendere poi effettiva questa misura nel centro urbano.